Gilbert Mercadier, première question qui pose à quelqu'un qui est dans l'éducation nationale. Est-ce possible d'entrer à l'école à 5 ans et d'en sortir seulement à 65? És pas el meu cas, exactament. I suis bé d'entrat a 5 anys, me ne suis sortit i suis tornat. He fatto qui com mai che l'ensenyament, me pensi che effettivament seria una buona causa de donar 2 o 3 annades sabaticos a un regent professor perché anguesso veire la vida d'un altre costat che dins la sala de classe. Donc, que volevi provocar la meva question que em soy plantat. A quin moment ets sortit de l'educació nacional? Ne suis sortit taleu l'agregació en Pozzo, campartieri en cooperació en Argentina. Ne sortieri pas cotsec perché effettivament dintrari a l'universitat mero dins un altre país, en Argentina, e apoi dintrari al BDPA, el Bureau per il Desenvolupament de la Producció Agricola, che era una societat d'estat francesa de cooperació. E treballeri amb la societat en Amèrica del Sud e també en Costa d'Ivori, en Àfrica. L'Argentina, che era quina annada? L'Argentina era en 72, 73, 74. Era un país democràtic a l'època? Non. Ah. Non. Hi havia déjà des problemes, videla, encara pas la dictatura la più dura, so che nos permettette dunque insegnare, mo fino també all'Università del Sud, a Bahia Blanca, a insegnare l'Africa, paesi che avevano colonizzato, per apprendere als argentins so che era l'Africa. Ma come hi havia el cop de greves e che nos ero desconsigliati perché le greves a Val podevano finire mal, a Terrenlese de pla conèixer el país, la Patagonia d'Ushuaia, la Quiaca, etc. Donc, siet dannados pla interessantos, sabi pas si porteri gran causa a l'Amèrica del Sud, mais l'Amèrica del Sud me portet pla causa, entre altre causa, che va essere decidido per seguir de movida, la consciència que invece en la situació de les llengües de les cultures indianes, la consciència de que io també havia una llengua e una cultura d'origine e che voleu m'encario in un mainà quan tornario in França. Donc, és aval que prengueri verdaderament consciència d'aquò. Que era l'època quan escoltava Atahualpa Yupanqui? Ah, oh. Che ne demori, ne demori infant. Basta ja che il Yankee mande? Sì. Besi che conosce sta vita. Duerme negrito. Duerme negrito. Basta ja che il Yankee mande, che era la vostra visione del mondo? Pru che lo Yankee comande, che disivo. Sì, perché è qui che comprenderi també lo danze della cuca colonizzazione. Io appello la cuca colonizzazione. Perché per esempio di riunioni importanti al Messico, perché al Messico lavorare nell'agricoltura per dei programmi di sviluppo in castra della riforma agraria, dove abbiamo dei gringos che venivano e a una riunione come abbiamo il francese che parlava pas inglese, la riunione si è fatta in spagnolo. E alla sortita un messicano mi ha detto ero pla che si è qui perché a Italia sono stati obbligati a parlare spagnolo e altri finalmente avevano guardato, avevano potuto tenere la fa. Ce che vuol dire che subito, in una riunione in America del Sud, on mandò pas lo che miglior conosce il dossier, ma lo che miglior conosce l'inglese. E a più di spazio, i messicani che mi dicono, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Videla in Argentina e Pinochet. Pinochet. E giustamente, allora figurati che andai al Cile per seguire lo fa bere so che divennò lo Cile la gente. A me un socialismo alla cileno buttato e
qui mène à l'ajuto dell'Università di Toulouse e di mon patron di studi di Guignard, abbiamo trovato l'ubiais d'un scambio che faceva che io andavo partito après l'Argentino al Cili per lavorare all'Università di Valparaíso come professore di geografia, a me l'idea come progetto di seguire dei studi di giovani sulla riforma agraria al paese Mapuche, in Araucanio. Pinochet arrivò in 73, Mercadier partit pas al Cili. Pinochet aveva preso la place e era pas il momento di parlare della riforma agraria. L'infanzia paesano e occitano a Montels, su un indigeno. Un'ea come Montels. Accostat entre Vilafranco de Rouergue e Natchac, conegut per son castell, Montel conegut pel cardinal Martí, che i pringuet la retirado e che quando eri pizzui servieri che tomè la messa, e che es entre lo cause del Quercy e lo Petari lo Segala. A me un tro la famiglia di lo Petari, un altro tros di lo Segala. Che penso che dicevi, un paese perduto. Un paese perduto. Bon. Perduto, ma come tutti i paesi perduti o pas perduti, on y a monde qui vivent. Et donc, famille des paysans qui... Famille des paysans, petits paysans, 12 vascos, uno cavallo, quando eri pizzucchi tomen caucofedos e uno cabro. La prima acture che studiavo che insegnare a mon padre a Lumena perché lo vendere trovavo che ero più aidi di me insegnare io perché mon padre era diciamo si biel del nasannado 605 una famiglia una lingua ero mon parent parlava pas francese entre ells meus papetos che ero qui parlava pas francese tapau dunque ensaggiavo di nos parlare en altres en francès, mais l'occitan, le patois, comme disaient, lo rescapavo de contun, et en altres respondiam mai que mai en francès, mais pour souvent també en occitan. Nautres, que vous dites qu'il y avait... Nous autres, eu et mon sori. D'accord. Et també passava un brai tros de las vacances, de fins de setmana, a Testas, un vilatge dins Segala, per a côté dir que havia un pè dins lo cauce, sur un rivière rol, en realitat, e un pescaire dunque, entre Segala e Cauce e a Testas avevo un paio di roles e dunque la lingua che tomen per io mi parlavo pas gaire francese. Dunque ho bagnato in un pan d'immersivo e mai se a causa dell'escola che io avevo francese i passaggi si tenne. E mi souveni che un copo d'us mon recen che era un po' lo claporette dell'epoca e del villaggio quand parlare di clavé e un altro cop da pâturé, che mi sembrava pla logique. Clavé è un mot francese? E bien, all'epoca l'ero pas trop considérat. Le désenclavement, en géographie, on s'utilise, et me dit, t'es pas avec tes vaches. Me souveni d'accord que me... Mais, abbiamo pas crento della lingua, ça che là, e me souveni pla une des premières causes en Occitan pulido che m'agradero, è che al Perrier avevo perbesi un nebut de Bessou, che Bessou era pla conegut. Hi havia de mondi dins il repai de famiglia o per escudre che ti recitavo, lo stal che sui nascut, ero ni rit ni pau, etc. Dunque, hi havia un pau de la cultura de Bessou, era pla conegut. E il nebut de Bessou me diet, sabes, mon oncle le curat me maridet, e diet, le curat, arrivò 5 o 6 anni, mi marcat lo sabien che lo curat de Bessou, d'un cop d'esparsù, c'un seguet Luisetto de Bors a me Alfred de Bessou. Luisetto de Bors era sorprendente. E io qui, bello es qui che descobrieri so che è il ritmo e gairebé un rimo, vedes? Et justement, l'école, bon, car l'école du village, mais après, bon... L'école du village, après, come a me claporette nous indeveniam pas trop, che poi s'appelait o cal dire, a suo descargo,
demanderi che tomena a partire in pensivo a 10 anni, nessuno ancora di io. Ma bon, io avevo amici più belli che contavo su che facevo, su che vivevo, e partire a Gravos al piccolo seminario. Più ero rete, Al piccolo seminario? io de Gravos, al famoso castello de Gravos, il castello della fede de Gravos. Perché in famiglia la religione contava? Sì, sono stato clerico. Sì, cantavi per la messa, un anno per la messa dei miei zionets, mio padre cantava Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle, e io cantavi Oh divine enfant. Donc, mi aggravo jamais l'idea de facurat me prenget pas, e mai se d'une disio, oh, lo Gilbert a de Chapo, presi Cariopla. Non, jamais. E aggravos dur perché l'ha messo cada matì. 6 ore. La pregario abboni alla fine cada corso, e l'udimenze perché partiamo pas, 2 mesos e de cot bes prosuchi con mai. Dunque, alla fine del secondario, après il primo bac, eravamo parenti a Rogna Proboli, cambiamo der, e andai al liceo pubblico della Bilo, de Bilo Franco, perché per noi la Bilo è Bilo Franco. E qui cambiamo in completo, effettivamente, perché c'era un professore comunista, Eric Gnac, l'Ubesi Inchero ha messo un cappello su un corso che l'Ezisio, che è l'autore d'un des premiers studi su la rivolta dei Croquants. E qui c'è uno sortire da quell'encadrement clerical, e c'est un année plein interessante. E mai se di cop in cop Rebecker al professore comunista che ci spiegava che la creazione del mondo era lo hasard. Ieri che tomende demargasse il mostro, de la mettere in un cappello, de brandire il cappello, e che veiriamo in quanti tempi ce mostro si tornaria a margar. Probabilmente era influenzato per la fa di Voltaire e del suo Rousseau. Bref, ma è un anno più interessante di scoprire la vita fuori di un mitan clericale imbarazzo, perché a Gravos sortiamo pas che per le grandi vacanze, e di scoprire Itabè, le figlie, etc. Un mondo che era desconosciuto a Gravos. Ma rireti pas Gravos perché avevo senza qua avrei fatto dei studi e mi avrei messo dare le vacche o le cavalli, so che pensavo e mai claporete. E lo pai e la mai vos destinavano a prendere la seguida o a giustamente a partire a altra causa? Per io, mio pai e mia madre si erano contenti di vedere che prenderio pas la seguida. D'accordo. E mi incoraggiarono. E mai se seguissero pas finalmente so che facevo pas a Gravos. E attualmente l'UB de famiglia ha desaparegut? Non, l'UB de famiglia lo guardet mossore, e aro è passata un nebut. È demorato nella famiglia? Lo sul agricoltura gairebbe demonteggia. D'accordo. Dunque il y a tutta un'evoluzione più forte. Ma a Montelli abbiamo una tradizione di studi perché le borriette erano piccole e il mondo faceva studiare. Non perché in l'upetaria, in le borriette più belle, lo giovane studiava pas, un plamens. Materialmente era complicato? Ma sen troppo. Perché mio Pepì aveva fatto la guerra del 14, aveva una lingua, il tabè, e mai se. Ma un menino mi diceva che Dio te in guarda da c'era la lingua di un paese, sembra che l'hai acciuto, e dunque si gagnò in Plaicen un piccolo pensivo, perché ero stato blessato alla guerra del 14, à Verdun et Maille. C'est à Verdun, sur le plateau, nous laisserons notre peau, adieu l'amour, adieu les femmes, nous cantavamo a co. Et donc, cosa che lo pizzotto pensiamo, nous a Tudet, e chi même a Tudet a fa los studis a Toulouse. Figurate che partire a Toulouse après aver passato il bac de philo alla Bilo,
senza sapere se abbiamo seguito gli studi di letras o di drets, perché di nubilati abbiamo dei mondi che abbiamo fatto drets e bu. E dunque 30 anni in pa. Arrivai a Toulouse, era il primo cop che abbiamo a Toulouse. E, a quin âge? Aquí abbiamo 2 anni. Che era il primo cop che andava a Toulouse a 18 anni. Ah, ma sono nascuto in 47. A quell'epoca il mondo è sortito in pace, Rodesi abbiamo tutta la villa, la nostra villa. E dunque sappiamo pas troppo. Donc il centro del mondo era Villafranca, alla fine la villa. La villa. Sì, è ripartita in Spagna, sa che là. Perché l'anno terminale abbiamo passato un concorso del Lions Club, del Lion Club. E si era il primo, ma ero sul candidato. E mi gagnai in viaggio, dei monete per fare un viaggio. E partieri, mi meritario in Spagna, tutta la costa, e siete iniziatiche. Mi sono in plaque, giustamente, era l'epoca di Franco e che i catalani avevo compreso mai c'era il passo veramente occitanista, ma la parentata è che se mal fisavo di io, perché voglio parlare meno se si dice me, e la chitta vecchia con eri placausos. Ancora 68? No, 605. 605. Donc Toulouse, los bureau de drets ero barat, me marqueri en letras, e regretteri pas. E Toulouse si è una grande divertito per io. Surtout la prima annata, faire la propédeutique, che era di cultura generale, subito, a me lo francese storique, c'est une buona divertito e abbiamo dei professori d'assistenza tutti a me che erano proproces e a me che fare un appello, lo famoso 608. Che per io 608, cambia di tutto il male che il mondo ne dice, compreni pas. Perché per io, così è un passo di formazione civico, filosofico e politico. Per mo biscuit come studiante? D'accordo. E che dicevano a casa? A casa, non mai faccio nada. Il mondo del villaggio. E di che fa Gilbert? E di entrare lo fait tutti sols, e sarà pas qui per mi suonare, per us aiutare. Donc, meus parents comprenevano pas. E non sapevano di loro spiegare che a Toulouse, perché è verità, a Toulouse facciamo pas tanto di barricate, che non sapevano di riformare l'università, che era l'università critica. E che avevo pas sapere a me Paris. Mais ne patiscevo comprenevano pas troppo, ma se facevano pas, accettevano. Becero també che prendiò in o meno di fisanza in io e che eri capace també d'argumentare. Ma che avevano idee politiche, lo spai? Ma che compreneva che visio alla televisione che diceva ero arrivato a che là. E che visio a Parigi, dei pavats, dei fiori e dei giovani du Peulung. De Peulung. L'abbiamo Peulung che a Toulouse aveva una veste di cuir, E abbiamo pas, los che abbiamo la suico pelado, erano los d'Occident che nos vogliò, che su a Toulouse, che provocarono il movimento. Che il movimento aveva cominciato il 22 di marzo a Parigi, ma a Toulouse, dunque, alla fac de drets, e mi souviene che avevo un amico, io che ero passato in drets e che avevo preso la stessa di drets, che mi veniva a vedere e mi diceva, ti rendi pas conto, si ho manipolato per gli scheristos. E dunque l'Occidente ha detto della fac de drets che ero accustato della fac de letras, non provocarono talmente che c'è dibattesto l'interdizione delle riunioni e poi la libertà, credere per la libertà d'espressione, eccetera. Ma il movimento a Toulouse, abbiamo incustato gli scheristos e vos patentati, che esistissero a Bonn, Rutsch, eccetera. E dei riformisti che si metterono in un movimento in quel momento. Qual era il vostro livello di coscienza politica avanti tutto ciò? Zero? Pas zero, ma abbiamo manifestato un po' contro la guerra del Vietnam e in sostegno a ciò che si passava
dins països de l'Est, mais pas une grande consciència. Mais en 68, donc, seguieri a debuto e come mi troveri elegit al comitat de gestiu provisori de l'universitat e qui tomen, ero teoric, a melu decal, debio essere presidit all'Università de Letras, presidencio Godesciò, lo Paure Burre, lo Planzieri, a c'è dei meriti perché tenga l'ustal alla plaza da quel che fuciero, e dunque al comitato di gestione abbiamo dei studenti d'assistenza e mi debio essere presidit curo un cop per una professione, un altro cop per un studiante. Mi sovendrai tutto la crento cazzeri che a me mi scanno in su, Godesciò, lo decan, che tenga il cop, pensi che le monde n'a pas mesuré que en partido gracias a él que a Toulouse se passe pas trop mal et que la fac s'est pas arruinado. Habían des comités de gestion, las fe nos balachavo, le féminisme naïsera aussi plus tard. Et à quel son, donc, excusez-moi per l'aneddote, mais me souviens que c'era crento ça là, perché qualcun dia me duei es pas abus de presidi la science as un étudiant. Et donc, Godesciò, c'est les bêtes, et ils vont reprendre sur place, et ils passent plat là. Donc, 608, si, cette période, l'occasion de voir fonctionner une université, de participer à des réunions à niveau ministériel, parce que Edgar Faure fait semblant de dire, mais après, qu'il y avait des idées intéressantes dans l'université critique, comme à Toulouse, abbiamo gardé le décan, accompagner de Godesciò a une réunion à Paris, et c'est qui que me trouvais pour le premier cop al ministère. Sem pensar que plus tard avrò tornato. E pensavi pas in quel moment che portario e tornario a me la cravatta, perché ieri me la vesto de cuir e l'upel look. E mai se eri più des reformistas, ai faccia mai fatto cap de barricado, e la grande nuez de las barricados del 10 all'11 de Zun a Toulouse, io ero incontro e eri da quelli che dicono che la scalio si è tutto pa fa, perché sabio e besio che gli abbio dei succopelati e dei mondi del SAC e compagnon e d'Occident che montavano le barricate e se battiò a melus flix per non far portare la fa. Chi me m'offenno, mi fate muia qualcuno, perché come eri un des responsables costare fu fac, mi diet me compreni pas, ben des blessats, che abbiamo pas mai visto, con la succopelato e chi tomen d'unes che parlava pas francese. Donc la net de las barricades a Toulouse, c'est une net organisée per l'estremo drezzo, per fa pou als Toulousas, o disi pla, a cosa es pas tal menescrit, mais ne sui pla solide per la pla biscut, per fa pou als Toulousas, che dus cos aquí abbiamo pla sostengut le moviment de 608, mais aquí prenguero pou, e a las eleccions de Thun, de l'11 de Thun, Butero Sanguinetti, pas le bout Sanguinetti, l'autre, le de drezzo. L'autre. Donc, 608, un grand moment de formation. Et à la fin, carte du parti ou de l'organisation? Non. Le petit livre rouge de Mao Tse-tung? Ah non, aquí a l'erendemone me mengai rubere per anar dins une usine, come d'unes, los establits, qui y a qualcuns. Je leur dirais qu'il n'y a pas d'aïssa texto, j'ai pas laissé la fossile en Aveyron pour prendre le marteau à Toulouse. Donc, pas communiste? Non. Pas marxiste? Jamais. Quel est le passage au séminaire qui avait... Non pas, perché après il y a arrivé un professeur communiste, mais nous, in meno de... a chi t'aveva dire un son che aveva pas... a leur dire un autre cop, leur dire, hai pas d'aïssado une religion en Rouergue per ne prendre un autre à Toulouse. Et donc, ça qui comprendrait que voglio mai tornare a prendere gli studi, passare la maestria, ma tutto ciò non mi lei mi dice 608. Il PSU, qu'une série d'intra il PSU, per me dire nous. Et
continuare gli studi, si applicare in un pau so dell'università critica, continuare in un pau de cugerie, de partecipare alla gestione dell'università, gagnare dei posti, dei mejans, etc. Che sa che là. E los che credo ha oublidat che tutte los, almeno la greve generale, los salaris aumentero e mai si appena e torneu a prendere un tros. E los che critico 608, come Ferri, il lamentable ministre dell'Educazione di un'epoca che continuava a si far pagare la fac per essere alla televisione, che critico, Sarkozy, ça y passe e chi tommen loro mestresso comune, ça y passe senza i 108, avrei avuto tant de libertà, scusami, mais donc, aquí dessus, sul più clar, l'hai probiscut per saber. Donc, per dire que è stato un gran moment de formazione. Qui avait eu contact d'aploccitanisme à l'époque? Un pau, il y avait d'occitanistes, Couderc, qui étaient en sachet de Rouergue. L'occitanisme commençava. Mais era pas encara vertadierament organitzat. Et n'era pas eu préoccupation de Gilles Mercadier à l'époque? No, hi havia una simpatia de tot son. Havia fatto pas de teatre, mais souveni per exemple che Pizzou, hi havia tut una festa de la JAC, la jeunesse agricole catholique. E m'havia demandat de far quicon. E hi havia due libri d'Occità, a me d'Occità, l'Ustal, la vesprada dell'oncle Pulito de Bessou e un libro della Jacques, giustamente, hi havia dei testi de Mouli, de Bessou e de Maites, de Fabiebu, in francese, mais mai che mai enoc, e allora prenderi un testo de Mouli, lo sport. Tessù de sport de tessù, a me che mi fa respirare, brigant, colorondinaio, etc., che mi souviene un tros, e Maccarel si ripla de ses buts, perché l'uccione della Jacques perdero dei tempi e la fine vengero bene in scuto, ben palese, aro, poteva far passare. Ma bon, finalmente, mi permette di scoprire un po' le scritti occitani. 68, 69, 70, Claudi Martí, Mas de Brecht, tout à quoi, non? Un po', mais pas. Joan Boudou? Les titres, mais sans un engagement fort. Vendrà plus tard. Et, après l'agrégation... Agrégation d'histoire et de géographie. Cinquième, c'est ça qui est là. Ah, là. Cinquième. Et, comme vous avez dit, c'est en Amérique du Sud, à la situation de las lenguas et cultures indianes et à la vision caccieri de la colonisation de l'Amérique, les États-Unis, son pes che è mediare aquí calfaticon. Coopération, par exemple, al Mexique, per segre en sacha de contribuer à l'amélioration de tous les bénéficiaires de la réforme agraire al Mexique ou des études de géographie ou des études de aussi comme consultant pour le développement régional al Venezuela, par exemple. Et à quelle époque, quel era le vostre niveau de conscience politique? Eh bien, eravamo partiti con l'idea di contribuire al termundisme, che era una delle tematiche del 608. Dans les réunions organizzate en 608, il y avait d'intervention de l'université critique, comme on disait, des gens qui venaient parler de la situation en Amérique du Sud, en Afrique, il y avait des thématiques sociales et économiques, mais que ce que pense le monde. Et bien, mai à Toulouse que non pas à Paris, mais la participation qui tombe del CNGA avant que sia complètement sous la coupe de la FNCA. Que nous portava des pommes à mangiare en 608. Donc, à Bâle, travailler par exemple, faire quelques articles sur l'agriculture del Chili, parce qu'il y a sur la réforme agraire au Mexique, mais, comme on te dit, il y a peut-être une prise de conscience
politiche, mais une meno de decepció face al pau d'efficacitat que podia haver la cooperació. Et mai c'est sur le plan personnel, aquí també, mais peut-être, bel cop de cau me permettait també per seguir de moït de relativitzar. Quand tornaven en France, que vision du monde, que parlava de Nadal, de la bagnadura antiderapente, que on arrivaven de Bolívia, Che Guevara era mort, Allende era desapitat e assassinat, donc canava mau en América Latina all'epoca, Videla au poder. E après c'est encara pire, puis Como l'Uruguay no hay, questo che diceva. Ero encara pire quand partieren, avevano seguito in pei las causas, e i tornant de cop en cop, i s'en tornat mai d'un cop pel plaser, avevano guardato de relació, e bon, assumissimo contradictiu, i vou per jugar al gaucho, din de barrios de 20.000 hectares, e fan al caval e l'ascuredù. A Pigüe? Per exemple, a Pigüe participèrent... Sono dos ruergas de Pigüe? També, els conessi pla. Lancèrent, participèrent al lancement de l'estudi sus Pigüe per l'Universitat de Toulouse. I en quale mondo qui parla in Occità, Pigüe? Ara veleu pas, me eu parleri en Occità a me de monde a Pigüe, donc en 73, e apren de ruergas en mai, e me souveni d'un obiegliotto che me cantet de cançons que coneixeu pas, que havia pas entendu en ruerga. Me plapau, ara n'hi ha pas tapau que parlo francès te cal pas fa d'il·lusió. Su passats a Pigüe passèreu de l'occità a l'espanyol. Per me que hi ha una permeabilitat entre les dues lengues programa. Les lengues en Amèrica del Sud, déjà dans les années 70, qu'il y avait aquest sentiment de colonisation forte, de risque de disparition de les langues. Mais s'intéressa d'accord à l'époque que era francament reaccionari. Gairebé, mais ero pas directament, perché ero pas mon treball, ero pendent, era lo contact amb el monde, o pendent los viatges que faziam, perché ne profiteren souvent, caumos o vacances, per viure amb el monde e descobrir això. So que si et determine, e quand torneri partir, lo dare en avion, que dintravi en França en 78, a la Barbado, nostre avion s'arrestet, hi havia un problema tècnic, passeri 3 sons amb un alemany, un chilian, un francès, un colombiano, e l'alemany me demandat d'on eri, eri del sud de França, e me dit, quand in un château de Provence, din les amours de son jovens, a travers de la mar, me recitet a Ital Mistral. Mistral, que pel francès que hi havia millor era un vent, jo sabia que la o un tri. Per contra, per la colombiana o pel chilian, era Gabriela Mistral, que havia pres lo nom de nostre Mistral. Quand arriveri en 78 al col·legi de la Salo, aneri a la biblioteca, hi havia parcat de llibre occità, me cal un diccionari occità ici. Che vuole ritornare sulla situazione linguistica in America del Sud, la presa di coscienza? Finalmente che si parlava meglio Nahuatl, l'Aymara, il Quechua, che non pas l'Occità, sì, no? All'epoca, io all'Ustal, all'epoca encara, l'Occità era majoritari. Tant qu'il y a 7 mon père et mon mari qui parlaient pas français entre elles. Les Amerindias també che parlavano la lenga. En Argentino plamente ça. No? A Chili, Mapuches. Mais due la situazione des Mapuches è pas l'encacò de la situazione nostra, a me los problemi de grafia o tutto che Actualment, segur. Actualment. Donc, a so che comincia a madurar, retour a... E mai abbiamo pla madurat, perché me marcheri al col·legi d'Occitania per seguire los corsi, per descobrir la literatura e apprendre a scrivere. De l'Abat Salvat?
e a Nario come correttu. Gilles Bernario, déjà à l'époque, Ero correttu del Collegio Occitaneo e io e Moffen, Bernese, che abbiamo maridato in 71, giusto après l'aggregazione, e dunque trovavo che Moffen ero più migliore che non paievo, perché effettivamente Moffen ero bernese. Dai las Americas in 78. Et enseignement à la salle. À la salle, un in pausi, un cours d'occitan, c'est la première année. A donc déjà eu bonne capacité de... E preni contact avec toutes les associations, des Rouergue, l'Ugrel, etc. L'Ugrel, l'IO, et avec l'Ucreo à Toulouse, la Garde, Davali à Toulouse, Uzbezi, Majude, Umeform, enfin, SQD, Carbone, etc. Et d'intrio, et un Rouergue explique que qu'elle sortit dell'occitanisme imbarat e che mai se il Consiglio Generale è drezzo, che la naturale, ma il Consiglio Generale, che ha dei consigli generali che nos possono aiutare, etc. E fondano a poi l'UCCOR, per esempio, davanti a Toulouse, se un'altra scanana alla Région. Il y a un type qui s'appelle Alain Savary. Et bien justement, a me la garde, etc. Et bon, la garde, quand Savary torna a monter à Paris, il y a des occitanistes qui mettent des papiers rouges dans les poches. Et donc, le créole de Toulouse, la garde, les deux la garde, et mai se ne baignou pas, une la garde, les deux la garde, Andrew et l'autre, si, parce que c'est Andrew qui est tout tombé, l'autre. Et Pierre. Donc, contribuer à former Savary. Savary. Qui faisait son circulaire en 92. Premier ministre de l'Éducation de Mitterrand. Oh. Qui a eu un circulaire sur la question de las langues. Et qui nous battait en Rouergue per son meso en œuvre. Et c'est qui commençaient à avoir des conseils pédagogiques, etc. Et qui en Rouergue, a quoi avancet de ça plat, en est renquito me merca de ça à mail directement fa, io fagueri un travail sur quel circuit, l'année mercandezza a me l'inspectivo accademico, qui tombe a payer la préfecture, parce que ça varie avant des parties, d'un quelques postes. Et l'inspectivo accademico ne voulait pas donner. Mais la fa d'abord le préfet. Et à qui veut dire qu'il y a d'abord un préfet, deve indre lui. Une inspecteur académique. L'académie, oui. Parle le langage de tout le monde. Excusez-moi, c'est un le patois, ça y passe le monde et il se va vous reconnaître. À l'époque, la conscience politique, qu'est-ce qu'elle est mitterrandiste? Sans illusion, ça qu'elle a. Mais il est au d'esquerra. Plus léo. Ah. Le sentiment que après le 10 de mai, si gagne, il y aura qu'au carré. Beleu. Mais sans essere solide. D'accord. Per contro, c'è calvatre, cal forma lo mondo, cal abbia le istituzioni a menaltre, so che ho passato un caso di tutti gli occitanisти. Travagliere dunque a Melucreo di Toulouse, organizzare un'estate alla sala, la seconda o tredicesima annata. Boom. E cominciate a si formare su... Gli abbiamo detto, dentro di una dinamica che gli abbiamo nell'Accademia di Toulouse, al tour della Garde e des premiers conseillers pédagogiques, après celui de Serge Carl. Et donc, è in 88 che vengai a Toulouse come consigliere accademico. Une question abans, qu'il y a quelque chose qui se passe avant, ça me semble. En 82, la première classe bilingue de l'Utarn, non? Non, è in 89, quando già eri a Toulouse come consigliere accademico. Donc, 82 che in Unia otendret. Non, è nell'Accademia di Bordeaux. D'accord. In Biarn. D'accord, che la Seuba. C'era un'altra diretà. Aneri alla Seuba per vedere cosa si passava.
E come consigliere accademico, pendendo un consiglio accademico a me l'accordi e la presenza del rector Joutard, faire venir Ralu Elichaud, dans inspectrice de l'éducation nationale del País Basque, che abbiamo montato al País Basque l'insegnamento bilingue. E cominciare a montare l'insegnamento bilingue in Accademia di Toulouse. D'une diciamo è pas possibile, si può pas fare in Accademia di Toulouse. Si fait. Qu'est-ce que pensava Gilbert Mercadier della creazione della Scalandretta in 79? Ah, beh, for pla, io pensieri pas che ben, mi dien se l'insegnamento associativo capito progresso ta miglior, perché l'insegnamento pubblico sarà utilizzato in zone di donare un'alternativa. Che il passaggio au seminari, chi impacciava Gilbert Mercadier di stare laicar? Beleu. Che impleghi l'umut provocato. Laicar. Nous, on a dire pragmatiste. Se quiconque che boss lo può spatare d'un biais, lo cerca alla base d'un altro. È l'adattazione. E dunque spero che se vos abbiamo visto che erano le ideologie e c'è è verità è un po' anarchista che fa ciò che mi fissava di tutto che se on peut fare tal, se on peut ouvrir un calendrier for plat, surtout si on nous ajuda a payer d'ouvrir une section bilingue, donc aquí abbiamo pas de religieux tapau. Mais un pragmatisme. Disi pas opportunisme, perché lo mot è connotato, troppo connotato. La referenza jauresiana. Si. Contava? Je voudrais que les instituteurs... Voilà, oui, parce que l'hai utilisat, l'hai donat a Canté de l'Egitto, lo feren lezzi a Chitomen Sensi, e 94 che feri beni Marc Sensi, presidente della regione. Sensi, presidente della regione Occitania, che noutros, lo ragazzi eren, se non pas noutros che arriveren a me mano salvando, di drezzo, a convenzi che cagliò incargato di missione, che cagliò liquidare lo centro della scultura regionale, lo schermo anti-occitanista, e mettere alla place un budget e un carga di missione alla regione, che mi dice cal, vous en avez un là, sur Garcia. Donc, et in 94, justement, première signature de la première convention rectorat région, à la région, faire venir Payrou. Il y a une festa, il y a des monde, abbiamo menato des bus, due seria malheureusement pas possible, abbiamo menato des bus sul mondo l'occitanista abbiamo giocato lo gioco, sai pas quanti erano, esattamente che Sensi décidait de lancer l'Estival de Rodez, veces. En 88. Ah. Perché? Beh, abbiamo Bertomeu che partì, lo cagliò remplaçà, e Bertomeu ne parla pensi a me Andrew Lagardo e dire come beleu mercati. E Cadars acceptero la proposizione. E che studio avventure di quante annadas? Disco da 2009. Io generazione. E Serbieri, 7 rectus. Che 6 fagero de causas pro buonas per l'Occità, probabilmente perché per uno causa solide e abbiamo qualcuno al rectorato. Sabes che abbiamo l'Occitanista che ero contro chi ha accesso un semblo IPR o al rectorato, indica che non abbiamo pas bisogno. Se ne abbiamo pas tutun, e se abbiamo pas Lagardo a bon, seriamo come le musie e in Auvergne. Perché aveva un po' a sta obbligato di sformare e di pugiare il livello di competenze? No, abbiamo credo che era pronunciamento, che vuol dire che qualche cosa posso insegnare l'Occità, allora che sarebbe che se abbiamo fatto il capesa pei, che a Cottavesi è un nuovo testo, e che si è annunciato a Toulouse, perché qui Mercadier e sus amici e Socolo,
Sergi Carles, Reynal, Labitte, etc., abbiano prestato la causa e che c'è il primo plan accademico che Giuspi venget presenta. Gli abbiamo tutto un negre per le scrivere. Ma su bene che mestre lo rectu, che ero dei drezzi che abbiamo poi che lo mettesse su dei forum, ma io dico, signor Cadi, je vous laisse carte blanche, puisque si M. Jospin aime l'Occitan. Bref, passando sul dettaglio da quello meno di causa, e dunque qui si annuncia Luca Pes, entre altres causes, de Méjans e Luca Pes. E dunque creat de fatti dinamico. Ma Luca Pes si è pas gagnato completamente perché un recto lo sul che non ha riuscito a lavorare meglio, ma voglio far dire che era pas possibile di creare Luca Pes perché gli abbiamo 13 lingues doc. Il dit, écoutez, monsieur le recteur, en tant que conseiller, je suis obligé de vous dire que ne dites pas ça. Et donc, c'est calgué. Et heureusement, per moi, qui avait le Béarnais, le Gascon, le Provençal, le Limousin, le Bernas, etc. Et donc, heureusement, à qui Ravier m'a tué d'être plat, per avoir d'arguments universitaires, j'ai fait remonter. Et heureusement, Jospi, Rémi Pêche, a tué Rémi Pêche, tenir l'université, a tué des plat per quel capes. Che qu'un s'est perdre, che était plat, perché i occitanistes che volevano tutto perdere che sia il capes d'Occità e che erano presti a perdere se era il capes di lingua d'Oc, e dall'altra costata del mondo che volevano un capes di lingua d'Oc, ma surtout pas d'Occità. E donc, della denominazione. Non, ma che c'era lo perdere a causa di cosa, io sapevo che lo potevamo perdere. E dunque sui responsabili del mondo che la membolo volevano anche che sono morti, a buon io, perché contribuire a creare le mostre linguistiche come Thierry Dunces. Occitan Languedoc. Mais che permette di lo salvare. Dins aquest periodo de 20 anys, que vam ensaiar de destriar ce qui... No, ma que vam estar sintètics. Allez, si demandi che so qui è la causa de que per la qual avete l'umei de fiertat. Hi ha material pedagogic, hi ha la creació de les escoles bilingües, el desenvolupament, què? Beh, diria finalment, se ne cal citar qu'uno, l'enseignement bilingue. Açò que au carrer, qui sembla l'encop central, eficaç... Central et efficace. L'enseignement bilingue, question associative ou publique, Caliosa che l'abita la formazione. Pensi che la circularios, che la prima circularios sull'ensegno académicos, pas national, mais académicos, se fermo a Toulouse també. Non Antonov domino, a Melo Rectu de Godemar. Perché quando uno dice, a Toulouse ho aciut dei plabus rectus, so che è pas il caso per tutto. Ma è perché a quels rectus abbiamo qualcuno per consigliare, per los aiutare. E che quel qualcuno abbiamo tutta un'equipe di consiglieri pedagogici del primari e d'animatori del secondari, mai di una vintena, a Mecal lavoravano. E che a Pechito men montavano a Parigi, che montavi a Parigi e non 95 all'epoca di Darcos Bayrou, abbiamo dei cartapli in circolario nazionale presto. Ma su bene che Jutan, nous arrive de Toulouse, Jutan, che era consigliere di Bayrou per les affaires e per l'Occità, dunque abbiamo deciso di fare uno circolario e nous arrive de Toulouse une circulaire très bonne, mais trop bonne, quoi. On ne peut pas faire ça, même si pour contribuer a faire sortir nos circulario e non 95 che ero probuno a livello nazionale per l'epoca e che riconosciò plan migliore l'enseignement bilingue, entre altres causes. Justament aquest ensenyament bilingüe, audio de voi, quin lo valorat, quin pensat de què la sua eficacitat e l'avete evaluata che l'efficacitat? Se vos abbiamo evaluato a bon che també l'enseignement, hi ha mai d'un programma d'evaluació fatto a Toulouse. Abbiamo evaluato l'enseignement en liceu e abbiamo visto les limites.
formaven pas de locutors. Levat, qualcuns, los que arribaven a me de ça de l'hostal un bon nivell. O los que arribaven d'un pays la mairal, mais eren pas espèces. Donc, si lo mesuraren, hi ha un programa amb universitaris parisencs especialistes d'avaluació, feren tot un programa que demostrat clarament l'interès pedagògic, lingüístic, cultural, tot ce que veuràs, de l'ensenyament bilingue, com a outil de desenvolupament global, per de là l'occitan. Els resultats en francès i en matemàtiques des bilingües feren plaver que globalment eren millors que els altres. Alors n'hi ha que dire, ah oui, mais c'est parce que c'est les enfants de la Camif. Non. Feren aquí també un estudi per provar que globalment el public era comparable. Et l'évaluation, oui, au cap de quasi 40 ans d'ensenyament bilingue, 35 ans, quin valorat a cop? Il y a eu une génération complète qui est passée per aquí, a ajudat la langue. Le problème est que fa 12%, dans l'Académie de Toulouse, diu pas fa 12% del public escolar qui est passat per l'ensenyament bilingue. Donc, aux acquis dessus, es va pas de chance de trobar d'Einstein i altres. Hi trobes de fortes personalitats que n'he sortit, de monde que se cançó entrevistats explico que ce que l'ha portat, mais d'uns imitants que és de menys occitanofon, podes pas reprochar en aquella generació de drôles de sortir de l'ensenyament bilingue, de pas poder parlar mai o fa mai. On pot surtout reprochar que siem pas capables o que l'institució o que l'Estat comprenga pas l'utilitat i l'importància d'aquell ensenyament bilingue et que dona pas els mitjans ou dona pas l'informació, facilite pas son creix, son desenvolupament. La formation dels regents? Gagneren heurosament, aquí també, com gagneren el CAPES, heurosament que gagneren el CRPE. Mais és veritat que CRPE, qui est le concours de professeurs spécifique per l'ensenyament de les llengües de culture regional, que lo gagneren quand de Godemar, le rector de Toulouse, montait à Paris, à la DGESCO, à l'époque, une langue, era ministre de l'enseignement. Et satisfaisant, oui, la formation dels regents? Se pot millorar. D'accord. Per mo, són els regents vos transmetteires de la llengua? Actualment, sense los critica, han los mitjans, són prou pla pagats, prou pla formats? Ho un gran meriti. Perché ho de condicions, e los capesians encara mai, del secundari encara mai, ho un gran meriti perché treballo in de condicions malaisides. Più malaisides que lors collegos que font pas d'occitan. Donc, los cal ajudar, caldria que hi hagi mai de formació continua també, sabent que la formació continua, que a una època ne podíem fer bel cop, podíem remusar cada any els ensenyants d'occitan, ara la formació continua és en baixo, és pas suficient. E l'inicial, avem un poc també de les reformes en curs per la formació des ensenyants, qui tomen de llengua regional. On pot dir que des plus dels anys hi ha un sacamandejament de l'ensenyament de l'occitan? Diria pas dels anys, non pas dels anys, mais aquestes darreres années, et surtout d'un pays 2017.
Cal sabe, per esempio, in 2013 encara hi havia la llei d'orientació dins un primer temps a me la gaucho, a me l'esquerra, per parlar per Senat. Abbiamo completamente esbrembat l'insegnament de les llengües regionals. Nos calguet batre i participeri encara La loi Peillon. la loi Peillon encara pueri dintra eri alla retreta me monteri a París, bezzeri de monde che se mainavu, pueren fa intervenir de monde, l'ancien rector de Godemar, La ley Peillon qui reconnaît l'enseignement bilingue. che dins un premier temps appliavo completament e che finalment hi ha l'article 312 che dice les langues et les cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement sera favorisé, notamment dans les régions où elles sont en usage. Pensavi pas qu'à me bâtir per acco che n'arrivesse a un tal résultat. Le problème est que aquel article de lei che è passat dins il Codi d'Educació és pas respectat pel ministre de l'Educació Nacional che s'ha vengut d'un pays de poc. E surtout mai che mai, per lo che ven ara, che nous ha fatto una reforma del liceu che va menar, si hi ha pas de reajustament, l'eradicació de l'ensenyament del liceu e apel als altres nivells. Lo vetzeri lo ministre Blanquer, lo vetzeri capetuf, come te vesi tu, en juillet, le 27 juillet de 2019, ce che te fa comprendere che d'un pays l'ha retirato, mi sono occupato mai che dei morcavallos e dei munort. Lo vetzeri capetuf a me un senatur, il senatur Marc de Rouergue, che era stato un temps dins l'equipo accademico d'animació pedagogico de l'Acadèmia de Toulouse. Quand hi ha pausat tutte le nostres affaires, nous diet aimablement, après haver escoltat, que havia pres des causes, que si le bilan de rentrée confirmait nos inquiétudes, en gros, la phrase, des réajustements seraient envisagés. Les dos dintrades que heu seguit heu confirmat nostres pensaments, és a dir que la reforma ha reduït les possibilitats e desvalorisat l'ensenyament de l'occitan, de les llengües regionales en liceu. Tot el món ho diu. Lo volu pas reconeix. Els reajustaments los esperant encara e sen de continu à los demandar. Mais ce qui me semble que le ministre de l'Éducation actuel a fait une déclaration sur l'enseignement immersif qui semblait plus archaïque. Mais d'un pays, aquí dessus, és tornat. Aquí dessus, diu que pas exactament que és estat mal comprès, e cada cop que parles de les llengües regionals, diu que el govern e ell s'ha estacat e que fou tot el que pot per a desenvolupar. Diu que hi ha 170.000 escolars que segueixen l'ensenyament de les llengües regionals, presenta com un balanç positiu, mentre que n'hi havia 300.000 de les annales 90. Gilles Mercadier sap herpla que des plus 150 ans, tout ministre de l'Instruction publique ou de l'Éducation nationale dit que les langues régionales sont importantes. Mais, et d'une fou aussi, fou qui con, ou calbe dire, pas prou, mais fou qui con, mais antes, diso acco e fou pareix qui tomen lo contrari. És a dire que ara on estem al punt que el govern, que vos rappelli, a pendant la campanya presidencial de 2017, un col·lectiu occità, un congrés xuguet so pare, qui tomen serviet un pau de secretari, son president, le candidat Emmanuel Macron et son partit en marxa responderu a un questionari en dient que era per una lei, que era per la llengua regional, etc. E duei, per contro, avent un govern e un ministre d'Educació Nacional
che dicono in costat che su per le lingue regionali, ma che dell'altro refusano tutto reaggiustamento di una riforma mortifera e refusano anche tutto avanzato legislativo che chi toma lo Senato, o a ben visto la proposizione di legge patrimoniale, chi toma lo Senato su prestes a famai. Che vuol dire che possiamo parlare du dernier sujet, ma che va citare due nomi e rapidamente une reazione. Il y a eu qui est citat, fin los dus, mais che va manare di me Jospin, Bayrou. Jospin pensi che descobriet la questione occitana quand venguet a Santo Bagatello In paracaduda. In paracaduda. Lo descobriet qui e a 7 d'amics, bertadies al PS o foro PS, che també l'informeu. E è un uomo che ascoltava, che apprendeva e che dunque pensi che ha preso un engaggiamento mai serio, abbia dei rasus un po' tattico e strategico, ma també diet meo perché passa. Ma si vendrai tutto che quando c'era lo sul marit rectu cazzessi per l'Occità, lo sul che era contro, lo sul, de 7, un sul contro. Quand partiet, che Jerusalem partiet, perché mi voglio fare partire Jerusalem, io voglio fare pas partire, ma Jerusalem partiet, a bon de ma fe fatto partire, ma abbiamo promesso una promozione alla fac come co. Io demorare il partiet, ma c'era giusto a Santo Bagatello, come dicono, e gli avevi per tu calamo. Ah bon che tu che si l'amo. Et monsieur Mercadier, oui, hier, je vous remercie pour le recteur Joutard. Amical, historiable. Et donc, comprenez. Oui, je sais. Je ne comprends pas pourquoi son prédécesseur, qui m'a été loyal dans tous les domaines, sauf dans celui de la langue et de la culture occitane. Ouais. Donc, je pense, acaba su giusti, che gli accetta, appena nous a studiato per la legge del 2013 e a mai d'une scadenza rispondiò. Abbiamo un colo d'amici. Bayrou, une minute. Bayrou, come sapete bene, che fa come ministro, sa che la dell'educazione nazionale, per la scalandretto, la circolare da cosa, che dentro pas in l'Italia che dice che ero pas per che sia l'ututesca c'era uno proprio circolario per l'epoca. I cavalieri pensi che podio pas essere tabuno come la che poteva vendere Toulouse, ma per uno circolario e all'escasenza a chi donè dei mejan, sinet a che lo convenzione a messensi alla regia occitana, alla regia all'epoca Miation Pyrénées, che c'erano male alla fa applicare perché il ministero, i servizi del ministero, e a chi si calpa in Ghana, on poteva avere un ministro favorabile più l'Eudubert e dei servizi che la metà sono sortiti o sono membri di un'associazione che si terrà pas che sono antilingue regionali, che ti possono impazzare a fare ciò che Purios fa come ministro. Dunque, Bayrou, ministro, a pagare quelle cause, a pago, ma aro, scusami, ma se fa parere, se adesso si acaba l'eradicazione dell'insegnamento in liceo e se sui deputati del Modem voto pas per la proposizione di legge patrimoniale buttato al Senato, ma rischio di essere complici dell'eradicazione. E lo dici chiaramente. Che vuol dire abordare un'altra causa ritirata e un'altra camaliga, il Congresso permanente della lingua occitana. Francamente, che è stato il primo presidente del Congresso permanente della lingua occitana dopo l'opera che è stata compiuta in 7 o 8 anni, no? Ma siete un po' medaglie serie nazionali condannati alla presidenza del Congresso
a un moment on la parlò che era mai o meno in crisi. Parlò l'associazione di prefigurazione. Sapete che? L'associazione di prefigurazione dell'organismo di regolazione occitano. Siete un po' per escasenza. Mi dice che mi tornavi pas ingaggiato un momento perché voglio tornare in America del Sud, giocare al cowboy e vedere gli indiani. Assumiamo contraddizioni di una settimana di un di terra preso agli indiani e l'altra settimana a con gli indiani, l'assumissi, e mi chi mi dai serie a tutto il mondo è buttato per io, le badieu, dunque, che sia pas un linguista specialista da quellos causos che sia il presidente del congresso per poter far lavorare insieme dei mondi differenti. Finalmente, perché pas, caldrà trovare qualcuno per mi remplaçare, ma penso che abbiamo fatto di buon lavoro perché abbiamo una buona equipe tecnica a Pau e perché també il congresso è malheureusamente un dei suoi luoghi di riscontro dei responsabili delle principali associazioni, Occità, Felco, Calandret, che si passa tutto un po' della sua trattativa insieme, ma al congresso che si passa proprio là, l'AIO, di universitari, OGB, etc. Dunque, penso che abbiamo gagnato in legittimità, credibilità e per misurare a come il sito del congresso o cada anno di mai e mai di mondo che lo consulta e che è divenuto il sito del congresso in un meno di servizi pubblici della lingua d'oca, ma l'aiuto delle collettività territoriali che finanziano il congresso. L'Accademia che dispasse o no? Esatto, è un organismo accademico. Che è un'accademia? Oh. Che è complicato di disaccademia? Io ero ripasso alla fondazione. Io sono stato appellato in delle condizioni che mi ha dato lo bresa, me lo nenu. Le dictionnario numérique, la riconoscenza vocale, la sintesi vocale, tutto ciò che arriva a chi che è inesperato a dei anni. Voi come consigliere, per ispettore regionale d'Occità, che è inesperato. Pensavi pas che t'abite che le scuole, les lycéens e chi tombano nei collegiani, hanno il loro telefonet portabile, hanno cercato la definizione di mut e dire a metteme notre sempre in Gascogno, espile a come, l'Engedussia di Zuaco, ma finalmente sono messo e bene lì. No, pensavamo pas, o che per il conjugador hanno cercato delle soluzioni e tal. Per noi, les occitanistes qui sono grandi produttori di dizionari in quantità industriale, ad ara lo papel che è morto. Lo direi pas. Io lo direi pas, pensi pas, ma infatti, de fatto, jamais che lo papel. E mai abbiamo remarcato che i dizionari che sono in linea, che sono utilizzati per il congresso in linea, per dare delle definizioni, etc., fanno pas concorrenza alla venta papier, sembra pas. Se pas la stessa utilizzazione, perché può spazio sui nostri siti del congresso sortire un dizionario intero, potete vedere ciò che tal dizionario dice di tal mondo e che tal altro dizionario, e finalmente siete un po' per escasenza, perché vogliamo fare un sul dizionario. Ma il mondo è medievo, ma sarebbe pas che c'è un dizionario in linea. Ed per fare un nuovo dizionario, mettere in tutti i dizionari in linea che nascono i diritti. Ti può dire che per guadagnare, qualche di diplomazia, per guadagnare l'autorizzazione di utilizzare in linea. E quando c'era l'utilizzo, dire, ma non, lo scaldaisa e il mondo hanno pescato come vuole. Parliamo un po' delle difficoltà a creare tutto ciò. La lingua è troppo seriosa da la lasciare ai linguisti, come dice l'autor?
Dirions que la régulation linguistique a besoin des linguistes, mais n'est pas une façon des linguistiques. Espero que també ben, e mai se passe tout un debun fa del suo travail ensemble, que ben un conseil al congrès, un conseil linguistique, d'un costat també de linguistes, et de l'autre costat un conseil des usagers. Le dialogue, que es pas toute una hésite, que nous cal melhorar les procédures, etc., mais le dialogue est intéressant. Mais vous qui avez enseigné, qui avez travaillé sur le matériel pédagogique, pensez qu'il y a eu point d'entente entre les linguistes et les usagers de la langue? Pas tout un. Mais on a dit dire que dans la situation que l'Occitan qui tombe son enseignement, voulait avoir une régulation et une régulation minimus comme l'avem pel français, es pas beleu une priorité et que cal avait une grande tolérance. Mais comme dans la majeure part de les langues du monde, non? Oh, le bat beleu le français à des moments. Quel poluit per aquest exemple? Crazy. Que a des moments, io avevo lavorato all'estrangeiro, avevo visto a me l'espagnol così in America del Sud. Il y a des mots indiens, des vocabulaires qui tombent dans les dictionnaires, etc. Pensi que c'est un peu pollué per l'exemple français. Et que dans qui tombe, que en français també, à des moments, il y a des solutions différentes et que le Robert ou le Larousse ou pas exactement sur une espèce la mateixa solution. Donc, espero que le Congrès actuellement s'occupe mai que d'accord, s'occupe també de démarches per salvar la langue, perquè caldria pas demà, com ho dicen, es pla de se preoccuper de régulation de la langue, cal de matériel moderne, etc. C'est pla d'accord. Mais à què serviria si demà hi havia pas mai d'ensenyament de la langue? A fa plaisir a qualque biel que sen per l'étude de biels papiers ou què? Donc, espero que le Congrès, que pas fa, espero que à l'origine, c'est mai notable d'intervention, participe pour que vivons de langue, et comme se trouve que son président a quelques compétences sur l'enseignement et une expérience de la boutique, qui est l'éducation nationale, le grand mammouth, qui travaille aquí també, mais pas sols, tout ça, mais les autres associations qui se mainent, et les associations de les autres langues, també. Espero que en 2019, le 8 d'avril, eren al Senat, amb els bretons, a organitzar una grande réunion de toutes les langues, a propos de ça, d'aquella réforme de mai que mai, d'aquella réforme del liceu, que nous batua, si arribem pas a faire canviar d'unes causes. Lo natural que torna tu tema, parce que me demora poc de temps, causa la reconnaissance per les institucions du Congrès, que est important, le fait que institutions publiques baillent moneda, et il y a eu même de reconnaissance de la part qu'il y a eu Académie de la langue occitane, quelque part? De mai en mai, et qui tomben, avem treballat amb les régions, la région Occitanie, la région Aquitanie, qui tomben un peu amb la région Ara, et il y a de la part de l'office public de la langue occitane une reconnaissance officielle du Congrès comme organisme académique de régulation de la langue occitane. Alabez, le temps qui me demora, que t'a dit l'Occitanie per los nuls, que est quelque d'important, à ce qu'il y a un mercadier qui explique ce qu'est l'Occitanie aux nuls, qu'il y a hors des nuls.
Tu parli do Hill, Florent Mercadier, avevi compreso l'allusione. che sei che aveva compreso, ma che è un personaggio importante, pensi, dell'opera di Caucasanadas. Sì, ma la questione della trasmissione della lingua in famiglia, che io... Della lingua e mai che la lingua. Est-ce que si eri, malheureusement, erano pas spessi in quell'epoca, a dire poi pas me mettere a presica per l'Occità e a dire al mondo che altro non parla Occità se lo parli pas in famiglia. Era una contraddizione che d'une assumizioni che tu mena al più a un livello dell'occitanismo, ma che io potevo pas assumere. Mentre c'era qualche medietto, il primo cop che feri un articolo sulla trasmissione familiare, din las annados 85, ou qui tu me più tard. Qualche medietto messaggio, si il primo din l'occitanismo, a verdaderamente pausa il problema. E dico, ma così, ma c'est la première question qu'aurait calgut se pausa. Dunque, l'Occitanie pes nuls, for plat, tu t'arrêtes pas l'actu, sui plat content, mais des nuls, nia, à tous les niveaux, jusque din los ministères. E donc han bisogno di su. E la lei su, se la fasen seriosamente, la vol pas. Sabu pas, écoute, un IPR d'histoire-géographie. Inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie. Tout est sous pasta nuls. Mais il une chose, l'occitan ne s'écrivait pas autrefois. Il dit, attends, mais les troubadours, tu as entendu parler? Oui, c'était un vieux français. Non, en occitan. Figurate que t'es l'auteur de l'occitanie au pel nul. Et quelqu'un t'avait, comme professeur d'occitan, qui a réagi à des manuels des Français d'un grand édito qui continuait de dire à quoi. Alors, des gens disaient que servira pas à rien. Mais il y a une campagne contre. Ils fait cambier. Ils mandèrent de nouvelles exemplaires et se désinclusèrent. Et portèrent la correction. À quoi per dire que cal continua de faire d'un biais ou d'un autre l'éducation des nuls. Et que d'une éducation nationale, il y a plein de monde qui sont pla mal éduqués. Écrit que crac, mon compte est acabé. Merci, Gilbert Mercadier.